il Veneto è la prima regione d'Italia ad avere una legge che introduce la cogestione da parte dei lavoratori nelle aziende, il servizio di Lillo Aldegheri. Una legge regionale veneta, unica in Italia, prevede la partecipazione dei lavoratori alla proprietà dell'impresa in cui lavorano. In Germania avviene da tempo. Da noi si comincia adesso con norme regionali che hanno avuto una vita complicata ma che ora hanno anche l'imprimatur della Corte Costituzionale. Ed è una legge che tende a favorire e promuovere le imprese e i lavoratori per la cogestione, per l'acquisto di proprietà e di azioni, con riduzioni fiscali, con agevolazioni creditizie. Nei confronti anche dei lavoratori è prevista l'assicurazione per il rischio. Il Partito Democratico, con Bonfante e Fagioli, oggi ha polemizzato con Zaia, ministro del governo, che quella legge, hanno detto, non voleva, ma che adesso si dice entusiasta della legge stessa. Il PD si dice entusiasta di questo entusiasmo e chiede che Zaia, di conseguenza, ripristini immediatamente il finanziamento già previsto per queste norme. Bene, adesso ci